Ultimamente molti giornali hanno parlato dell'impianto del pacemaker al nostro Presidente della Repubblica. Ma che cos'è un pacemaker e quando viene impiantato? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi approfondirò con voi questo argomento. Il pacemaker è un dispositivo antibradicardico, cioè evita che il cuore vada troppo piano. Le principali indicazioni al suo impianto sono le pause sistoliche, cioè le pause cardiache, quelle pericolose che possono portare anche a svenimenti o sincopi. La bradicardia marcata e patologica, e anch'essa può portare a svenimenti come anche ad affaticamento eccessivo sotto sforzo, e ancora l'incompetenza cronotropa, cioè quando il cuore non riesce adeguatamente ad aumentare la frequenza cardiaca sotto sforzo, e questo molto spesso porta all'affanno, alla dispnea da sforzo. L'intervento viene eseguito da un cardiologo che si è ultra specializzato nella parte aritmologica ed elettrofisiologica di sala operatoria. Viene eseguito in anestesia locale, senza necessità di addormentamento né intubazione né altro. Si procede quindi con l'anestesia locale al di sotto della clavicola sinistra solitamente, dove viene eseguita una piccola incisione chirurgica attraverso la quale vengono posizionati i cateterini all'interno del cuore. Riguardo le complicanze c'è da suddividere gli interventi eseguiti in maniera elettiva, cioè programmata, e quelli eseguiti in maniera urgente. Tra gli interventi elettivi, per fortuna, il rischio connesso all'impianto di pacemaker è basso. Le complicanze principali sono per lo più legate ai casi in cui è difficile reperire gli accessi venosi, cioè le vene che passano sotto la clavicola, quali la succlavia, l'ascellare o la cefalica. Per quanto riguarda invece gli interventi eseguiti in urgenza, varia caso per caso il rischio di complicanze. Se pensiamo ad esempio ai pazienti che sono stati da poco sottoposti a cardiochirurgia, in tal caso i rischi sono un po' più alti e le principali paure sono legate soprattutto ai rischi infettivi, cioè dell'infezione della tasca del pacemaker. Non ci resta che fare i migliori auguri di pronto recupero al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.